l'anno 2016. Il nostro gruppo teatrale dal Circolo Culturale Pipinate di Scaunic us presenterà una commedia in doiaz di Camillo Vittici, un autore bergamasco, voltata per Furlan dal nostro Stefano Pandolfo in vecchio sì, ma non stupido. Domani replicheranno alle 5 di sera sempre in questo auditorium. I nostri attori affronteranno il tema della solitudine, dalle persone anziane, che è un argomento sentito di due. La solitudine è una bestia che acchiappa quando si è di bessoi, quando non si ha nulla di fa, quando il monta al cor e si resta perso come in claudas. E solitudine alle cerca prove piedi, un vedul un po' in davanti cuiains, ma non ma se vecchio, angariato dalla bru. Per migliorare la situazione, a se a lei con Geremie, un suo amico. Tutti e due hanno tante bisogno di lentare le giornate, lamis e weidis, per vincere proprio che solitudine, portar per i salis. L'assistente Geltrude, una ragioniere precisine, un questin peteccion, permetteranno di viaggiarsi a nuove prospettive. Usi ricordi che ogni anno avviene una cassetta all'ingresso da sale per la soffiates a favore di adozione a distanza da Madagascar, dove che è impegnata suor Maddalena Nazzarini. Buon divertimento! Olimpia! 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 Oh, bonde, eh? Bonde! Non la posso proprio più i piedi. Calcinti, sai che anche in America da 5 minuti che vengono condannati alla chiadra elettriche. Io 5 minuti non ti do, ma la schiaria è ben che te la darei. È forte. Così forte che ti si fasaresti in piala, sbares dai voi e vigni pure il fuoco per la sorella. Voleresti sapere che la vuoi di me? Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. La libertà di facere. Di clamare ogni volta che mi va e di essere serviti subito e da ormai. Questo è il parocchio. Ah, alleluia il parompieri. Ma che si ricordi che no altri sappa in la fine? È la bottega del Tom. Anche perché appai in la fine. E coi vale ereditate, qualche io non sarai cadavere. A te e al Tom. E ci avessi un'idea in cambio. Un po' di assistenza e un po' armetiut che le quasi arrivate alla fine della sua vita. Sì, beh, certo dalla vostra vita l'avete combinata proprio grosse, eh? Vendi che il terreno là in somme del paese e non è mai saputo che sono là a finire le bes. È obbligazione, sazione. Ah, sì, brutte sazioni, se volevi dire. Ah sì, difatti erano così brutte che sono là non te si può. E allora, mi ascolti tu o no? Mi sono... Potresti sapere che te la vuoi dire? Che noi vodi morire, anche se a quattro non spasare presente. Mori di c'è, che non vedi neanche un stracciù di malattie. Di malattie no, ma di far sì. Ma
fa? Non mi piacevano i biscotti. Ah. E perciò io vorrei mangiare tutto. Ma dove pare sta viva? E poi il caffè latte l'era messo poco. Ma serve le scudiere plene. Poi beh, già veniva di un po' di... In questa chiesa, ma gli dolci dove può Pieri, che muore di fame. Lo sai, si può dare se savece che la voglia deve gustare? Ah beh, ecco, allora io mi contenterei di aldi liserin, di sbrodeos, tipo poletta gnox. Pieri, che ausresti sul stomaco. Tu pensi a te di stomaco che a me pensi io? La mia Maria, passa l'anima so. Che si cambiava di stomaco, mica come le femmine di UE che a volte sul valargli la prima, a sapere che se ti passa spasare con rullo compressore. Avresti inventato perché lì il regipet con la retromarcia. La mia Maria invece appartava la decima, assameavi due scole paste. Sì. Ah, quando si pogava i taglietti, sembrava che fossero le montagne russe. Ti vedi che volte che si è rotta la collana e i corai si sono lasciati finire doppio lì, insomma, dalla gara. Dopo 3 giorni si saltava fuori anche qualche dopo. Lo sai. No, per noi è in paese la chiamavi Maria Tettone. Sì. Pensa che io non sono mai arrivato a bracciale una volta sola. E perciò? Allora, scoglione, metti la sprolognita in brasile. E quanta pesa, non scherzava mica. Oh, pure femmina. Quanto aveva di pesarsi, parion di essere calate qualche grammo. Aveva di là, figli in place, te la pesano che pesi chi chiarsi, altro che... E quando si girava il taglietto, aveva di statette, spostami svelze, no? A tu presenza che fa, la finca, sotto la pressa. E pensa, pure femmina, che faceva di tutto per calare. Trosbes che mangiate in farmacia, pastiglie, liquidos, brodegos. Ma di calà, non c'è chiacchiera. Ah sì, ti vedi che a volte qualche era poiato fuori dalla bottega, che sono passati i frusti di scuola accompagnati dalla maestra. E che io faccio? Bambini, che cosa vi ricorda questa signora? E loro tutti in coro. La mongolfiera, signora maestra! Vievi Lans, ma proprio te due ci hanno risponduto così? Beh, veramente, doppio no. Insomma, doppio forché un. No, a manco l'un educata l'era. Ma è che ce l'hai dite? La balena, signora maestra! Ma non si arrabbiava io. Beh, cerca di essere un gran maleducata anche quel. Sì, ma come che Maria e noi poi? A mi tocchi a me, pausi massarie, vero Pieri? Se chi so io il parron, è normale, io che tanto mi fai di massarie, a cui va, tu che sbendi Dio, qualche io non sarai più, A te e al Tom, e c'è messo di darmi il cambio? Dove un di assistenza, Ah, sì, ecco, vi guadagni, chi 4 mursca colli. Chiaro che io non scosti proprio te noi, la mia pensione a me mi basta e avanza, barbatigni. Pieri, non posso perdere, ma 420 euro al mese. Ah, no, basti, neanche per la chiarta igienica. Tutta male per te, che io sono estetica di chiarta consumi poco. Pieri, e i panolons? No. Non c'è di che io consumi tanti, Non ti sei tu che la ditta che ha 3D miedi, che hai la prostica che non funziona e che mi ha venuto l'angurie. L'angurie? Ma no, l'angurie, Pieri, l'anurie. Il reno scalavori con le marce di manco e la vescia che non ritei. Boh, hai già capito. A voi a prepararsi gustare. E c'è fatto di buon, Ah, Pieri. Come il solito, no? Aragoste, ostriche e champagne. Hai già capito, come tu dici, minestra di riso, mortadella e la cososa. E qui l'ecco, avanti!
Avanti. Fica só, senhorita, Serafina Postina, letra das vostras casas, su Sparta, le nuove della giornata. Ecco qua, per il signor Pieri, il messaggero di Sant'Antonio. Contenti, Pieri? Aspettavi nome che... E la pensione? Alle sciopero dall'Inps, arriva domani. Ecco, e così anche voi a Pieri perché morì di fame. Serafina, per me è nato lui, Sicuro, lei il bollettino della parrocchia. Serafina, andà perduto. Ma non usa noi di bere, Olimpia. Tipo, a che ore chiedi mattina? Serafina, lei è di bocca buona. Hai va venduto un campare, una snaputa, un blanc. Serafina, ascoltami bene. Bevi, manco che tu sarai miglior. Vio che il vino ti fa male. Lo sai, Olimpia. Il vino è nemico dell'uomo. Qui che schiampa davanti al vino, è un vigliacco. Però ti conterei un segreto. Se il mare fosse di vino, io sarei un sottomarino. Ma Tomari, non ti hai detto noi, Pensa che quanti hanno fatto l'esame a me mare, che hanno chiattato il 2% di sangue dall'alcol. Serafina, vio che l'alcol. Ti fa morire lentamente? Sì, che è vera. Ma qui alle premure... dismettiavi? È un'altra lettera. Di vostra così, cacchio sposa. Mi pare per il primo di febbraio. Usi vida noches. Scusa, e tu ci hai fatto a saperlo? Una chialada e schiampe sempre. Allora tu vorresti di sapere tutte le novità del paese, Per caso, ma per caso. Per esempio, Sì. è arrivata una lettera ieri ai Tony Dai Cross. Là che la sua amorosa a disco compra. Madonna per caso, Oh, poverine. Rina, una madonna di noi, Chi è? Allora, anche con Iaco mangia i frutti. Ha tu capito che mi ha dovuto appunto, Ma sei sempre in oratori. Sì, ma va anche da qualche plevar e sa dove che combina, puntini. Ma se insegna dottrina in parrocchia, ma c'è detto? Sicuro, l'andà seguita la lettera, crescete e moltiplicatevi. Allora, Olimpia, non sa noi di bevi? Dai di bevi per processa, no che chi non va via, lo stacchino della mattina. È un godi blanc, Va bene, tu. E donde? Ecco qua. Oh, grazie. Grazie Olimpia. Hai volerà di? Tornerai domani a contarsi la sorte ma signoras. Un saluto a Serafina, il posting gazzettino. Mandi, grazie. Mandi Pieri. Viva, Vadrello sta fermando in frasco. Olimpia! Tu? A son visite. Pia, non viste. E cosa sarà? Beh, la regina Elisabetta non credo di sicuro, Pieri. Ma sarà Geltrude, no? Mandata da servizi di assistenza anziani alla parrocchia. Geltrude! Entra, Fiona. Buondì, Olimpia. A voi non stato a fare di gustare. Sì, valatti. Buondì, Pieri. L'hai dite la preghiere dalla mattina, voi? 3 rosari, 2 Pater, Maria, Ave, Gloria, tutte. Bravo, Pieri, bravo. Ascoltate Radio Maria. Ma se io ho buon'ore non sento manco mesore di Radio Maria, io non sto bene, tutta la giornata. Bravo, Pieri. L'hai lette la pagina dal Vangeli? Ma che si figuri se io posso cominciare la giornata senza vedere una pagina di Vangeli? Ma bravo che l'uomo. Allora, come che mi dici, cerca la lettura voi di mattina. Allora, al passo un guardo, esplode sul mustino e che torna a viola. Al passo un sordo, esplode dal mustino e che torna a sentire. Ma Calviodi che non esplode direttamente sul mustino, No. ma sul un po' di tiare. Con che al fascio un pantan e gli al me direttamente sul volo. E se io che dia deve premere, esplodeva direttamente in busta. Esplodeva direttamente in busta, ecco. Insomma,
Allora, passa lo Stuart e lui... E spude sul mustic. No, aquel también da clapa, spam! Ma Pieri ha di spiegarmi, perché lui ogni mattina ha lei sempre le stesse pagine. Certo di fa, Geltrude, ma mi piace tanto. Ma che mi spieghi perché i piace così tanto? Perché io avrei sbagliato di fare la stessa roba con Olimpia. Un Olimpia. Ma per guarire di c'è? Di noi, eh? Non mi posso podemos, Ah, Pieri. E con la salute, Pieri. C'è muzzino voi. Vuoi, come ieri, come domani. Mal pardon, plein di dolore. Ah, pure. Che mi fasi viodi? Tu lei fasi mal? Chi sul davanti? Ma hai fasi male il stomaco? No, più. Ma allora hai fasi male la panza? Più. Ma, Pieri, pignu, tu là pugnu. E Dio, appena so de panza, un po' prima del gennaio. Avere bisogno di un massaggio? Ma brusco che piove, Pieri! Come hai capito la calvaresvodi sei massaggiato lui? Ma per cui niente a parole di che? Ma che si vergogni! Caldiodi che io sono ne fie di Sant'Ignede e se che robe lì non le sai toccate di giovine, non penserà mica che scomenci cumano? Ah no, io lo penso invece, altro che... E se io è figlio di Sant'Agnede e io sono figlio di Pancrazio e ha bisogno di un massaggio, magari io daglio, ecco. Ma calciari che bocchiate dal pecchiali, che al massimo potresti misurare la pressione, al Ma non massimo. mi covetta misurare, non mi viota che sono già in pressione. Ma che si vergogni, che saranno a manco il 30 anni scale in menopause. Ma no, io non so proprio temerlo panza, Qualche io, aiuto, una buona femmina, a mi si piccia pardon, a mi sentio piccia pardon. A saranno i pedoi. Ma- Olimpia! Piona. Olimpia, se tu sapessi c'è che l'ha avuto coraggio di domandarmi domicilio. Di misurai la fiere. Di cui? E di misurai la pressione. Di cui? Ma allora c'è. Di metti alla prova la mia virtù. Quale virtù? La virtù della purezza, piuttosto di pecchiale, mi ormorì. No, alle pièce moricce ci vuoi picchiare. Sta a sentire che il babosa lì. Fuma. La ghiaccia. Avanti. Qui è. A soi chi per la carità, La carità parce robe, titte. pari muars, Guai muars, titte. ma che della parrocchia, il nostro plevan ha udì una messa a du e la messa a coste, roses, chiandeles, luz, riscaldamento, e anime santes, e anime spurgantes, e con chi fiarte adventereis santes. Amen. Pieri, che tiri pure €1 lì, C'è robe, €1. Ma mi sono di farmi finita la miseria piniera. Sapete, €1 sono quasi 2000 francs. No. Io ho bisogno dei due, perché la mia Maria era una santa e sono in paradiso e conventi in messa. No. Hai già capito, io, titte. L'anima di Maria svolerà in ciel drette, e senza fermarsi in tal purgatori, con €1 garantì il viaggio di sola andata fra gli agnoli, i serafins, i robins, là che si fermerà per tutta l'eternità e anche dopo requiescat in pace. Amen. Gertrude, dimmi, c'hai o di fa con quel rompibale sta lì? Ti capisco, Olimpia. Lì all'anchimò in pus bestiai. Per me ha bisogno di una benedizione, ma una benedizione speciale. Dal nostri predi? Ma no, dal Papa.
Geltrude, se la benedizione dall'estri predia costa 50 euro, quasi 300.000 francs, un sacco dal Papa, Lascia piardi, Olimpia, lascia piardi. Alle mie orcava di vie, alle mie orcava di appartarmi confort, a qualche du che le manco la satana di Tommy Sir. Ma pensi tu c'è coraggio? Domandami proprio a me di massaggiai che sparsa lì. Ma ti fai un massaggio indurato? Oh, Gertrude, sente, non sta mettiti anche tu come, Adam, ma se contento pari, tu non potevi domandarmi di fare un massaggio? Dalla cervicale, vedo, là se no. Ma sarà un mese che si lamenta al dislivello, l'artrosi cerebrale. Chiale, Pieri è l'unico campo al mondo che ha la cervicale tutta in un altro puesto. Ecco, c'è sacrilegio, c'è pervertito, c'è Dio. Poi guarda, fai, beh, mi fa che starò fatta anche, no? C'è molto in bottega, vuoi? No mal, no mal. Oh, ma tabai plank, Chissà mi sente lì, le bombe, alzarmi la pied dalla bottega, colp. Clients? Ma tutto sempre che... Allora, le vigno Tony Savonetta che ho il vin per sopari. E i domandi, blanco o nero? Alle compagne, mi pare, alle quasi qua. Dopo le venuti a con disgrazie, a ti ho lì le scarpe. Se non marato, hai il 42 ma tu dammi il 40. E las due, las prove, sono un po' strentuti mi fa. Sì, se vorresti. No? Ma non a vonde fa, dammi il 30 volte. E las due, al prova anche che, se fa sola, che schiffi che mi va bene la schiol. Andiamo in cassa e quando cade di parpaiare io, curioso. Ma ascolta, ci montai che tu sei 42 e tu chiudi la scarpa 30 volte. Lui tutta mi fa, se così sapeva Adam, che la mia figlia a fare sta puttana. Mie figlie si droghe. E la mia femmine hai schiampato con l'idraulico. A manco la sera, quando cagliavi le scarpe, anche io avrei sbagliato di provare un po' di soddisfazione. Alla di Poirot. Non ho mai capito se che lo clami con disgrazie, puar. Già. Poi tardi è arrivata anche Pierina, la regina di Bieleccio dal paese. E se volevi Pierine, che madonute pentudeli. Ma no, è poi, parli sì. Non ti hai varas mica misura tu, no? Oh, ma se non ti permetti tu, perché mi ha detto chiappare? Ah, giuri sul tocchia, che non fare mai noi da Vienna. Insomma? Sì, stato talis pater, talis figlio, no? Ah, dimmi tu Olimpia, c'è che farai rende avanti che il passa qui? Oddio. Pensi che vuoi, quando hai venduto un par di cordoni di scarpe, tra l'altro uniche vendite di tutte le giornate, non mi suona qua che un Rai che aveva fatto la tele drette sul registratore di casse. Addio io, se andiamo davanti che il passa qui, mi toccherà la porta della chiesa a domandare a carità e che il puor vecchio lì non toccherà, sarà tutto il ricovero. Ecco, bravo, sì. Per ricovero la risvuotri noi. Ah sì, no, ti ricovero no, ma metta al manicomio, Ah, sì, Pieri? E allora di come in davanti, invece dalla minestra di riso, dalla mortadelle e dalla gasose, minestra di dado e pandur e gonde. Oh, là no. Ecco. E allora sapete c'è caustisio. Alle notte che aspettete che Pieri casiano, no? Poi c'è che su queste benedette chiese hai metode l'ipotenuse. L'ipotenusa, che roba che la sbaglia si mette sulla chiesa, che ti domando smessi in presti. Non volerà tu mica dire che sono le nostre case io ne ipoteche? Cioè, bravo, sì, proprio da che roba lì. E chi mo, che non sarai più, io resterà di pagare la strada. Ah, Madonna da Rosario, si rovinato lì. Ma si può dare si sapere perché tu sei andato a domandare a Bessi in banche? Per via di tomare la spesa dal funerale. Oh, senti, non tu varrà mica, voglio farmi crodi che per fare un funerale c'è bisogno di fare un mutuo in banca, E invece te sì.
Le prime robe, scoglio fa una cassa su misura sotto mare, ma c'è che tu sai se boccare. E dopo invece di un locolo, scoglio comprare 4, che non sta. E non tu metti in conto che invece dai soliti 4 pipinò scappati dalla casa, scoglio clamavo. Insomma, spese, dove spese. Allora, Pieri, di come in avanti, neanche la minestra col dado il pandur. Pandur e basta. Sì. E la quasosa? No, aghe di rubinetto e bonde. Avanti. So chi per la carità, La carità, Tite, queste volte parce robe. per la fiesta dal patron, Qual patron, Tite? ma che il della Glesie, San vagabond martire. Il nostro pleva fa una fiestone e ha la bisogna della vostra soffiate. Anche ma beh. Per forza, alla di paiare. E i predis che vengono di fu, la slus dal campanile, la banda, e la messa chiantata. Pieri, forse, queste volte l'euro lo tira fuori. Ecco. €1? Sì. Pensate che io sono così pura, che posso permettermi nome minestre di dado, e l'aghe del rubinetto. Domandi a Olimpia se non è vero. Hai già capito, dai. Tanto io l'euro. Grazie Adam, il San protettore veglerà su queste chiese e altignerà una mano su vostri chiavi. Pace bene ai suoi abitanti. A me mi pare che chi non ne passano ben più. Adesso Allora, grazie. siete delle riunioni fa bene. Ma come tu sei arrivato a tirare sul corano? Olimpia, io vado in bottega, vedo i salari va col fidone, fatto. Già sta te di chiamare la stella di retta dal registratore di cassa. Sì, venga anche io, Adama. C'è vado a comprare il dandalo. Sì, anche l'aghe di rubinetto. Sente chi toglie di meglio mia. Io ti c'è bocca mi tratti. Io hai tutto qui. Adam, Olimpia e anche Gertruda che è figlia di Santa Niedeli. Pieri, lui ha taglieli di me. Trattino vecchio, come se valessi come il doi di coppe. È vero, di coppe. Lui ha di me, manchi poca ti sa di che due fastidi, Sì, Dio. Una settimana la Dolfi, la settimana dopo la Dolfia, e prima dopo a me disaranno che mi metteranno in tale chiesa di ricovero. E tre volte per finita, e te mi sai finita. Verità, Sacramentieri. Sa pensi che io gli hai tirato su 7 figli, 7 andai tirato, 7. E loro arrivi che io di Dio un pari, che porco. Però, quanto era viva la mezzesira. Dio, che secca era vita Pieri, quanto era viva. Me la visi bene la tua cesira. La chiamavi cesira stecchina. È vero, la chiamavi così perché un stecchedito, non era più grande, no? Verità, sì. Pensa che qualche aveva fatto il funerale, no? L'aveva seppellita, no? E io metto 4 madonne dalla casa, Per me? E scoglio metti, io perché se no che 4 beccanosca la portavi, dopo dicevi che noi devi di mangiare, no? E io non avevo poi di vecchiacare, no? Fatale Pieri che aveva il Tirolo che funzionava massa, no? La catamento adesso in Talato Adige, il Tirolo, là su. No, non che il Pieri, che glandule che avendo chi di traviata quello. Ma porca miseria, c'è Tirolo, è la Tirolide che lì. Che leva, come si chiama,
aveva tutti gli esami sballati, il TG1, il TG2, il TG3, tutto fuori, aveva. Scommetto non chiappava neanche a rete 4. E poi sì, io non menti. Però che per avendo falk per ribellarsi. Bravo Geremia. Avete dimostrato che anche no a valenza ci muove. Bravo Pieri, allora scossa. Bandiera rossa, trionferata. C'è la bandiera rossa. Noi però abbiamo venuto così. Vabbè, un caso. Però no, avendo fatto in modo Dimmi. che Olimpia, rotto brutto, che cosa non è? A te tratta di mio, che a me mica mi piace che ti rispondi. No, questo ne so. E anche Gertrude, che figlia di Sant'Agnese, là, che non vede sempre la puccia sotto il naso, che aveva di altri svecchi, bravo. E non si rompe ogni mattina con la sprayere se il vasile bevia mamma. Tu! No, la ghiatta mecca stiampa, vedrà sul carrera Also chi parla l'emosine, Quale l'emosine? parla las missions. Dice missione sta mai? Che è dalla Glesie, il nostro plevan, alla dit che i coventi ni bez per mandaio in rus dell'Africa nere, che amore in di fame. Io hai ordinato, sen schiate, che pastiglie, che schiulis las femines, per non mangiare e diventare secchies. In fin dei conti, hai pensato che se anche loro acchiolin che pastiglie lì, non avranno più fame e potranno fare di manco di mangiare. Mago, vero? Però perché mi è proprio tegnove, Io non l'hai mai sentito. No, io non l'hai sentito. Allora, sotto ciò che ti dici, ti appeti su tu e la tostiate. Torna le sballe. Allora, che mandare Anzi, tu dici al plevan che se per caso, prossimamente, hai intenzione di passare anche un po' su Bessa, squendi qua per il pensionato, bravo. tu passi di qua, che io e Pieri 50 centesimi stai lì. Io voi vie, ma avvisai sì ben che avrei sulle coscienze i missionari che vengeranno sbranati dai rus dell'Africa nere che hanno una fame nere. Ma la tua clamatura, a me mi fa sport. Io ogni volta che lo vedo mi tocchi che roba là. Mi batte. Sono robe. Però stato cercando di dire, altro che nerus. A me a ti non scoventaresi dos bieles de rotes. A proposito di che? Di Nerotes? No, di nerotes no, ma di blanchiutes sì. Valito la vetrina e tu tiri sforeva. Io sapevo che per chiesa tu bevi su una dama, che non tu bevi anche un'erba, non sapevi mica, e si platti dalla vetrina. Ma no, che va al giornale, che sono le fotografie di tutte le spibieles femmines del mondo. Sono qui dentro. Lì a basso, platate per cercare se la sente. Lo sai. A ti è criccata la scheda? No, mi direcci tu. Là è tutto il rumore. Ma sai, io si taglia, però se tutte le correntie. Ma di sarà morto. Va. Come no? Novella 2000, No, stop, no. penthouse. Che se sa Olimpia Caiot che robe lì, guai, ma la brucia tutte. Sta mai plans. Chi? Cui? Anche qui sono cui, sì, anche qui. No, Eva ti ha detto. Gente? No. Playboy. No. Eva, bello, non c'è Mi raccomando, che se arriva Olimpia, ti fa le spari subito. Che è a crota, ti ma che io senti, mi sparaliti, dalla paz dai sensi, di piedi vigliais e incapace di intendere di volere. Che lo crode tu. Se no non mi fa smica di massari, sa. Allora io sto in testa, non ridi. Bravo. Tu vai a pagina 16 e tu leggi. Pagina 16.
Hai di scracchimi un po', che se ne sto così. Siete tutti in giù lì. Ecco qua. Pagina 16. Annunci patrimoniali. Annunci patrimoniali, Pieri, c'è perfetto lei. Lei miglior, Geremia, lei miglior. Allora, le mie cammette io chiedo. non so se no, no, ormai sono venuto proprio te meglio. Allora, Ecco. Annunci matrimoniali. Ma ha detto che potevi chiamare anche per te, per me chi? ma Geremia, se con te sospendi bene, sparmetti sul giornale, vuol dire che andà più voi, di no. Lei, Ho detto che sei così golose, sì? lei, per l'amor di Dio, che mi scusi. Allora, bionda, quarantenne, vedova da ben 2 mesi, 2 mesi, graderebbe conoscere Maccio. Cioè voglio dire Maccio, Pieri, Maccio. Cioè, voglio dire. Lo sai, sarà un errore di stampa, avrò voglia di scrivere bacio. O magari Caccio. Ma se avevo di comprare ietos di stracchino, l'avevo scrivere sul giornale, no, e poi che chi è massa giovane, 40 anni, sa, no, io non se la res bene, una sull'età di Gertrude, che pensai bene, però Gertrude mi tu da questo. Gertrude, che capite di no? Ma sento facoltà. Sento che una come che lei, tu la chiatti anche te la distiari. Non è che è brutta come la fa. Come la fa è brutta? Dai. E dopo che lei ha conosciuto la lussuria come io ho conosciuto il caviale. No, va bene. Scansella allora e tu vai a intervento. No, scazzella. Passi a che altro. Sì. Allora, cinquantenne, disinibita. Cioè, vuoi disinibita, Piero? Ci ha messo che pare un professore. Non sai, non capisco. Disinibita, avrà qualche difetto fisico, magari è cioè, O magari andai voi che scatti così di besone. no, magari c'è buono di tartaiana, no, con quel difetto di disinibita non fa spannare. L'età è giusta, ma io ne voglio avere fastidio. Vai, scancella. Non c'è bisogno di disgraziare. Scancella, passa la terza, Allora la terza è che cade. Bella che cade. Attendevi la tua gattina? Quale diate piedi? Ciò che sapete io, la varrà perduta, io la gente che mi schiappa sempre con carreva tetta, eppure se mica la scrivere sul giornale, e sì che mi è tornato a casa e mi ha dato sbattuffata e ti mo incinta, ma non si mica la scrivere, no, scancella. Una persona per lei si lava che in chiesa, non si scrive sul giornale. Porca miseria, su. Sti piedi, che va bene, sia per te che per me, E ci vedo di fatto, io la mia. Tu lei, e dopo dici io se va bene per te o per me. Comandi. Allora, sessantenne, bella presenza, vedova, con grosso conto in banca. Porco boia, che buona, sì. Anelerebbe. Dai, vai avanti. Certo, Geremia. Se vuoi dici anelerebbe, Pieri. Ma Dio, che chi è facile. Anellerebbe vuol dire che qualche do che regali l'anello, no? Anelerebbe, hai capito, boh. Lei. Hai fatto tu? Dio, sì, io dai, e ti mocca dalla me. Povera Maria, benedetta, lo te di ricordo. E tu altro che dici sì? Lo hai detto. No. Perché gli idee, sai, un piccio di stecchedini, la bella ripetere, no? Ma va di lo, questa la catulassa, per piacere lei. Allora, vedova con grosso conto in banca, anelerebbe incontrare Enrico Industriale. E sì, Pieri, sì. Hai fatto su misura per noi. Sì, vero, credimi. Andai a 60 anni e questo va bene. Sì. Andai conto in banca e questo va bene. Sì, è la terza roba che non va bene. Geremia, Nettuno, io si da scienza industriale. Boh, mi dia per piacere, la riga davanti a me. Vuol dire che per voi hanno stacchi a restare simile. Ostia Pieri, diciamo che tu capisci la roba, tu io non sai. Però, sì, no,
Avete metti io un piano, sotto. No, no, non ti cattucciare spiano, se non manco il chitarra, che di me, non me la radio, no? Pieri, non piano in quel senso lì, un piano tal senso di un plan. Parla riscossa, no? Bandiera rossa, triomfarata, Ma ogni tratti che roba qui, ogni momento. Io scommetto a preoccuparmi, zio. E invece ci disarresto di fare uno scherzo a Gertrude, Che quasi ogni dia vieni in casa nostra e rompono, Però, avevi di pensare. C'è detto, c'è venuto di schiaffo. Ma no, se tu massa esagerata. Avevi di chiatare di più geniale. Io tu, che femmina lì, noi è triste, ma non ha la vocazione cristiana. Tu dimmi tu c'è che si fa, se rifiutassi di fare un massaggio un po' vecchio. Bene, anche la miseria, sono massaggio, se massaggio, non potete mandare che robe lì, tu sai, no? E dopo, visiti che è vecchio se diventa dopo 80, e tu da 79, non stavi premure di te. E allora scherzo al merito. Sì, E hai anche le mie idee. quali idee? Qui che vivrà, avvioderà. Sì, vadi a scansare d'ogni giornale, a lei la cartellina con la chiave e con la penna. Tiri le fuori, te ne spegni uno. Sì, perché so. Sì. Ah, bella che cala, io do che cala. Allora, tutto scrivi e io ti dico. Mi raccomando, io mi scrivi bene come con carica squadra. Le parole? La maestra mi diceva sempre che scrivevi come vigliolina, Come? Tu sfacci te ti scrivi meglio. le parole. Allora, sotto prova. Aspetta un momento così non così la sorella. Io adesso scrivo la penna. Non scrivo. Sento? Boh, allora, cara signorina Geltrude, virgola, posso lasciarsi spazio, tu vas a capo. No, scrivi. Cara signorina Geltrude, virgola, tu lasciarsi spazio e tu vas a capo, tu salti, se tu capisci. Ho di saltare? Sì. Quando io la vedo camminare vicino ai muri in su per la strada, sì, sento che il mio cuore salta per aria come se avessi visto il lupo punto a capo. Pieri, il lupo, non mi piace, non è mica tanto romantico il lupo. E allora scarsella, Sento bravo, sento lato a capo. Il mio cuore sbatacchia come la coda di una lucertola, virgola, Lucertola, che quando qualcuno gliela taglia, chiusa la virgola, continua a muoversi di stesso. di stesso staccando, perché come la coda è staccata di No, stesso. perché se no di stesso, sareste di stesso. Punto! Io non ho il coraggio di dirci che lei mi piace un casino. Pieri, un casino, non si può dire Pieri un casino, ti visito qualche ringiove, scascugli in là. Testa, saranno passati di 200 anni, saranno buono. Vabbè, scansella. Allora, senti che sotto mi interrompe, ogni momento a piarti in fila, e dopo io mi blocchi, ecco. Ah sì. Allora, non ho il coraggio di dirci che lei mi piace un bordello. No, non si può dire niente che parole lì. E allora scansella, sacravallo. Non ho il coraggio di dirci che lei mi piace e basta. Punto di esclamativo. Vai bene? Punto di esclamativo. Due punti. No. Due. Quando io vedo i suoi occhi voluminosi, Pieri, voluminoso, non è se mi ordese occhi grandi.
Ma no, voluminosi, taccasensli, ma volevi dire, aveva solo la parola. Ah, ecco, voluttuosi. Voluttuosi. Sono in lutto. C'era E voi, cosette luttuose, a credere che ti ho qualche tutto la chiale che ti venisse di morire. Voluttuosi, Geremia, tassens, che qualche io la mio, a me sento un ciao perdono, no? Come se ti venisse la fiera? Ma no, mi codobara, che scrive la lettera, beh. No, la lettera la scrivi io, a me non mi viene nessun chialto a me mi viene un freddo ogni volta che io dentro, mi partisco dalla gara, tutta la caduta. Allora, dite, facci o no? Comandi. Siccome io so che lei è una figlia di Santa Agnese, Agnese. senti, Fatto. virgola, Virgola. casta, virgola, pura, virgola, Virgola. immacolata, Virgola. no, puntini, ci faccio Si faccia. rispettosamente sapere Sapere? che neanche io ho mai toccato la pelle di una donna, punto. Vedi, c'è che la pilda dalla femmine, sai che un paio di che da io? Non perché prendi manco mai, che è? Che fate con mo, Geremia? È un'anfora, La Geltrude. Perché neanche mi sembra un'acciuga, la tengo lì, c'è culo. io che avevo di dire, che fate? Non Gertrude, la frase, ecco come mi ha messo la parola, scusa. È una metafora, La metafora, sopra. Sotto lo tese sto che tu hai studiato. Tant'è che io sono arrivato in 4, sai? Io no. Io sono stato fino in seconda e sono stato lì dopo 3 anni, sono stato. Fin qua che mi pare non mi ha portato dalla campagna. Perché di Russia? Ma no, per che di Russia. Dai ieri mi ha portato, che avevi in blava e barbabietule. E poi se go, se tu vas a mettere barbabietto alle stai ieri, se go che mi spatti la fame. Ma è barba del nere, no. La mia mamma mi diceva Di non sposare le bionde, sono tutte vagabonde. si può dire saveccia dagli alca stasti sì. La canzone che mi cantava. Ma dai la calicca che me ne voglio dire io. Oh, scrivetas. Se no che benedetta lettera qui, non la vedi neanche con che si guarda. Allora, la mia mamma mi diceva, ecco, che dovevo maritare anche io una donna come lei, 2 punti. Come Tomare? Ma no, come Gertrude, Vabbè, anche Tomare, aveva dei gusti, proprio te. come lei. 2 punti, aperte le svirgolette. Bella, virgola. Vero. Avvenente, virgola. Ave c'è? Avvenente, Credevi Ave Maria, perché hai sempre tutte caprelle. avvenente, virgola. Conturbante, Col turbello del trade, ma se ne ha dietro il capello. conturbante. Ci hai detto che avete il turbo come l'automatico. Io lo sai che fa. Se tu te di sciarata che sta benedetta dentiere, che lettera che non l'ha finita, appiatti il fil e che mi blocchi. Non tabai ploi e ti sblocchi. Insomma, Ehi, allora non arrivare, conturbante, al turbato. virgola. Insomma, io ci domanderei di convolare a giuste nozze, punto. Madonna santa, sei scanale. A facce. E porca miseria, metti io 4 rischi. Con tocca tu mi tarabbi, se mi sembra di aver schiariato un cambio di Ma sipè. vedi fa le belle, no? Perché si rende. E pure, vi cacchio di finire. Ecco. Se accetta, Se accetta. accetta. Che parola difficile, accetta, Piere. E se per caso non la capisci? Non è mica proprio un'altra parola. Scusa, quale allora?
Non sai, se non capisci accetta, può darsi non scrive scure. Ma no, accetta! Ma no, accetta dal senso di manaria, di massaggio. Accetta! Voce del verbo accettare! Cavolo! Allora, se lei accetta, la aspetto nella casa del Piero il Di Del Piero il giocatore di ballon, che dalla Juventus. Ma no, Del Piero, che lì, che l'ha lata tabaiaco io c'è. Del Piero io. Se accetta, l'aspetto nella casa del Piero il giorno... Ecco, boh, c'è giornata sì, Io invece. Ma no, la data è... È il 24, Ecco. arriva la pensione. Allora, l'aspetto nella casa del Piero il giorno 25 alle ore 17 precise e spaccate. Punto. A capo, tu fai la a capo, con tutto il mio amore spampanato, firmato l'uomo misterioso. Piero è una maraviglia. Prova lei. Cara signorina Geltrude, quando io la vedo andare vicino su per la strada vicino ai muri, sento che il mio cuore salta per aria. Bene. E il mio cuore sbatacchia come la coda di una lucertola, che quando qualcheduno ce la taglia, continua a muoversi da stesso. Io non ho il coraggio di dirci che lei mi piace e basta. Punto fermo proprio. Sì, vai di là. Quando io vedo i suoi occhi voluttuosi, siccome so che lei è una figlia di Santa Agnese, pura, casta e immacolata, sono dei puntini, no? Immacolata. Sì. Ci faccio rispettosamente sapere che neanche io ho mai toccato la pelle di una donna. La mia mamma mi diceva che dovevo maritare anch'io una donna come lei, bella, avvenente e col turbante. E insomma, io ci domanderei di convolare a giuste nozze. Perfetto. Se lei accetta, la aspetto nella casa di Piero Io durante la visita. Di Piero Io, no, sento tu. Già detto Piero Io, mi pare le corrette, le italiane, questo stile di scorretto. Forse tu sei sotto, sì. Che vuole dire il giorno 25 alle 17 precise spaccate. Con tutto il mio amore spampanato, proprio dalle cattive in fondo. Sì. L'uomo misterioso, tutta casa, l'uomo misterioso. Bene. Sulle proprie bene. Però è una roba che non mi torna, sa tu. Quale, scusa? Che domani alla 5, da che chiesa che tu sarai sempre tu. E puinese che l'uomo misterioso. Come penserai, in questo momento il mio cervello ha fermato di funzionare. Hai sprecato per la lettera. Ma potete chiamare. Se l'è argiato, chiamato a lei. Tu, da sento. Avanti. Perché? Aspetta che ho la macchia. Ah, su che parlo fierte. Ne ho fierte di cero. Pari banducei dalla Scampane. I banducei dalla schiappata. Sì, pari banducei dalla Scampane. Il nostro predi l'ha detto che a forza di suonare a mattina, a misdì e alla sera si sono fruiati i banducei e a son di cambiare. Cioè, tu dopo tu saresti santi e bondi venire a squedi i beres per cambiare la squadra dalla Scampane, vero? Ma no, chiastrone, avanculo elettrico. Tutto al plui si venirà a squeri per pagare la corrente, no? Beh, sentimi bene, Tite. Non come sia io che Geremia in sacchetta, non mettiarti di 500 euro, ecco. Però ti prometto una roba, se tu vengi domani sera allo 5 spaccate precise, io ti prometto che ti farò una offerta generosissima. Non so bene, Geremia.
No, avevi tan a cuore il bandocè della schiappana, bravo? Anzi, tu sei salpleva, calmetti te, ma tu sei per la schiappare. Tu sei qua cassone e si disconsomi di mancolo. Va bene, io voi, si vede domani ai sì. Puntuai, E vi ho detto di non sta a farmi aspettare. E vi di essi generosi. Un saluto. Mandalo. Tu capì, Geremia? Pieri, hai capito, non sei mica tan stupid. Avete dato L'uomo misterioso. No, dai, via. Due e un tre. Scoversi e niente, due posti insieme. Guarda, basta, io con te non do più. La fortuna ma sempre di che bande. Di quale bande ti mai, tu Pieri? Dalla tove, è chiaro lì. E allora, chiaro a me, non ti ho capito proprio te noi. Chiaro che io te la vita sono sempre stato sfortunato. Di qua che sono in su, chiaro. Mi hanno detto che quando sono venuto fuori era così brutto, ma bruttissimo, orribile. La comare, con la da partire, Desperata proprio. E anche la maestra, a scuola, mi diceva sempre, Geremia, tutto se sono frutto intelligentissimi. Tu? Perché quando tu capisci lui, Mi diceva così. E anche con le femmine non hai mai avuto tante fortune, Pensa che a me mi sono sempre piaciute scherzi un po' in chiaro, cresciute, è stato presente come Lucia, no? Ecco. E invece a Soilata Chio Leone come la mezzosera, che pesava 30 kg d'unghia. Perché d'unghia? Perché aveva il cappotto, no? Ascolti, mi metti anche il clasto alla sacchetta, perché se non lei me la portava via. A me invece che mi saresti piaciuto sposare una femmina magra e sclaina, a me ha toccato la mia Maria, che pesava 140 kg, anche d'estate col costume. Destin, Pieri, destin. Destin, Geremia, destin. Avanti! Può entrare? Ve! Ecco qua, sciolota, Serafina il postino all'entrata della vostra schiasa e lo sparte la nuova della giornata. Hai arrivato alla pensione, Pieri. Oh, come io chiedi di lettore, come facciamo E fare? sono 420 euro e 50 centesimi. 420 e 50 centesimi? Porca miseria, Geremia, a me la cresciuta di 50 centesimi. Allora, aspetta, fra 45 anni arrivi a 500. E che volta in pata mia, faccio una fiesta, una grande, femmine samanette, anzi, acciappi l'apparecchio e voi fino a Cuba e attorno a casa con una cubista. No, io no. Io voglio a chiudermi le cecche. Ma c'è cecche, scusa, ti piacciono le sguarde? Noi siamo ortiore in una muta, che manco lo tirare con la schiacca. Una cecche dalla Cecoslovacchia, Pieri. A est, hai più scelte, no? Ma se potesse sapere ce che faresti su altre due con le femmine? Beh, prima roba vorresti di la tirare fuori l'enciclopedia medica e periodici che sono fatte, scusa viso. E dopo la schiapparesti in Parman, la schialaresti con intensità di te e voi così, la schialaresti in proprietà, e dopo... Che faresti dopo, Pieri? Io mi vissi bene ciò che facevi con la mia Maria, esatto? Sempre in parzare, mai sotto. E perché ti conviene?
che lì era conveniente, però le mie calasini pierde quel discorso che bevini i miei stai e fumi i miei A proposito di tacis di vino, Hai già capito, l'ho capito anche tu, Jeremy. Sì, tu sai. Allora però mi raccomando, tira fuori, non è un gottone di vino, che se no Olimpia dopo mi dà la coppa, mica lo bevo io, tu sai che famiglia lì, non mi lascia sotto dopo per un mese. Sai, a conosco Olimpia, a conosco che queste femenate. No, ma conosco anche quel che quel viziato, che di non passato al bev di blanco, perché mi pare che la natura col nero ti ha già sistemato. Ma mettiti un buon gosto. Che mo? Dai, vuoi fiesta? Noi basta bagnare il becco, no? bom, tutto buono. Lo tiri via, va? Finalmente un tai di vino. Uè, di mattina sono andato là di che mia gemuina di Geltrude a portare una lettera. E quando ti domandai di bevi, mi offrì domande di rubinetto. Che a me, proprio a me, mi fa schifo. La Geltrude? No, è laghe. Beh, aspetta una roba, allora se tu sei stata di Geltrude vuol dire che tu hai aspettato la questa, no? Sicuro, una lettera. A proposito di Geltrude, udite, sentite qui. Geltrude andava un ammiratore segreto. No, non può essere, no. C'è un po' di Sì, proprio te, Nella lettera che ha consegnato, era scritto, lei è una bella donna avvenente. Per me, quel che l'ha scritta deve essere anche lui di Cecoslovacchia, insomma, un ceco. Perché tu è come puoi infidare la lettere sulle parole, proprio te. Questo non si muove, un fuoco c'è che Serafin non lo vede voi. A discutere controllare la sedere. E se dentro fosse una bomba? O magari quel polverino che mandava che è di Belladro in America? Con l'antricite? La città. Non faceva il team di Nasale che, zacchete, al passava dall'oltretombe. No. La me ha una missione per l'umanità, E la firma? Quali firme? Cestino Tabaia, che sulla lettera di Porca la miseria, con tutta la mia buona volontà, non era tanto facile di lei. Assomigliava a una scrittura di una gallina. Per me, di sicuro, quel che l'ha scritta deve essere un vecchio ribambito analfabetico. Beh, stavi odi che ti hai la volta buona che Geltrude si sposa. Secondo me no. Per me non colle. E Dio. No, io ho in massa di inglese lì, sempre Ma caprelle. c'entra, non si sono sposati che al Monsignor Neri lì, come si chiama ieri? Monsignor Mandingo? Ah, ma vero. Oh, c'è quel cardinale di che telenovela, c'è si chiamava che se la spassava tutte, c'è si chiamava. Il cardinale o la telenovela? La telenovela? Porco. Uccelli di rovere? Uccelli di rovere, Beh, fantastico. Io ai di là fine mezzo, grazie Dalvin, un saluto a Serafino il postino. Anche soprannominato il segreto del mio mestiere. O lascia la sua paterna benedizione. Mandi Geremia. Mandi Pieri. Va, va plac, Che razza di petteggione. Può mica fidarsi di quelle. Botta al vince vocale. Però come Pieri non resta altro che sta a aspettare, però per me che mi ha dovuto pintura lì non colle. Ma se visiti bene che anche la femmina più dura, andare col tenar. Ma che lì lo ha come il plastro, lo ha dentro, perché lì tu la cambisti. C'ho reso, come? Se c'è ma quello qua, perciò. Allora, fai così. Io come la miseria, come io voglio via. E tu ti senti lì e tu fai aspetta di dormire. E invece tu tiri l'orella e tu stai a sentire 12 cadili a fase in tete Geltrude. E quando io torno in canto mi conto sto per filo e per segno. Facciamo così? Sì. Vuoi perché? Te fa fretta di dormire, mi è facile. Proprio allora, tante cose. Ti ho detto poi, mandi... Mamma.
bello lì, che viene vite, mangiare, dormire e mangiare. Va bene anche lì. Ah, c'è che buste qui. Ah, arriva dalla pensione. Te perché Adam via scuola in bagno là, va? C'è molto in bottega, Ma tutto, non sai io. Poche robe. Poi, sanno il postare per Geltrude? Sul serio si sarebbe infatti i di Rai sul registratore di cassa, altro che. Geltrude? Se ne voglia di vedere Geltrude? Per me andare di sé di diventare matto, sai? Andare di sé di in meno pause. Pensa che è venuto in bottega, no? E non hai comprato 12 flacons, 12, di intima di Carinzia. Intima di c'è? Intima di Carinzia. Se lo vedi che robe lì? Olimpia, hai lei un articolo igienico? Ah, come una carta igienica, Più manco, dammi che lì si dopre decisamente di un'altra banda. Ah, e di c'è bande? Poi sul denant, Ah, hai capito? Quello è un dentifricio? disin di sì, dai, disin di sì, dammi che lì, badi fate che non son di. Ma tu capite? Non mi ha mai detto che andava al dentiere. E noi finite, esatto? E noi finite, c'hai comprato anche il modo. Non hai comprato anche un profumo? Geltrude che compra un profumo. Sì. E che costa di poi anche, esatto? Baciami tutta. Chiale, sei convinta che hai la menopausa? Perché proprio te ieri mi ha detto che hai una scalmante, scusi fuate, che sa me che vieni pure il pompa alla sorella. E noi finite anche mo, esatto? Noi finite. Contimi Adam, contimi, tu sai che mi piace di petessi. Non hai comprato anche un tanga? Il tanga? E sono le robe che si mangia? Dai, Enrique, su. Allora, un par di mudanti? Su, mo. Adam, io ho la mudante e le clamate. Mudante e bonde, ecco. Hai capito? Ma che lì è differente di che tu da tu. Allora, che lì, no? È praticamente fate con due spai e bonde. Cioè, tu voleresti di che fa svio di tu? Io in tutta la mia vita, né femmine col tanga non l'hai mai vedute. Quindi, c'è che zio, c'è che non zio, io non lo sai. Ah, sai però, che è scatto da tu? Per mostrare una mostra improprio también noi, E anzi, ascolta il tuo dame, mettili su un po' più lunghi, così ti praticano anche tutte che cellulite che ti sta venendo lì. E noi che abbiamo finito, sai? Noi finite, c'hai comprato, Gimo? Un reghipet, perla. Cioè, tu voleresti di che al questo reggipet a me dome dos perlutes, una di cane di là? Ma c'è dato capire, perla, io le marche, Ma pazzalano clamato così allora! Oh, insomma, c'è sao io. Magari perché un calaio passa al dice per la Madonna, che pezzo che quella là? Buon, Adam, tu torna in bottega. Torna in bottega che il resto mi racconti dopo. Va bene, Ma tu capite che figlia di Maria lì, Las Perles, e il Panga, L'Oreal di Parigi e il dentifricio di Carinzia, Boh, va là in bottega che io a voi la metto io la pensione a Sopari e a comprare le casose. C'è un quarti neri. Pieri, e il vino sfas mal. Ah, no, è vero. Tant'è che quando ricoverà Serafin, per fare un rinvigni, gli hanno fatto un'iniezione di merlot, E poi tu sai che bevi massa gasosa mi fa venire la diabete e te la urina. Chissà c'è dolce che sarà il panolone, Pieri, che stai attento alle sformie. Linga, dammi su da 5,
questo sarebbe arrivatite. Quello, Permesso, insomma, chi? Non è nessuno. Alle piedi? Sì, ma senza carronfe. E come se fasi io chi? Oh, disvealo. No, non mi fidi proprio te. Che chi ha le bondi, dammi io col bastone. E come? Qui mi metti i bezzi dalla schiatta. E se mi farai i nostri predi per cambiare il banduccello della scampana. Ieri. Sì, mandi che il chino lo svenne, anche un'esplosione atomica. E magari per farlo dormire gli è andata anche una pastiglia di tambo. Permesso? Voglio entrare? A sola scena. Che a sui chi? Ma dite? Ma c'è fatto chi? Ma non tu voleras dimmi che tu... Non tu voleras dimmi che tu... No, non è possibile. Non tu voleras dimmi che tu... Dite. Io non vedi di proprio tenuia. Ma tu has ragione. Al tuo puesto è già tagliare la pena. Chiale Geltrude, che io di penne andai dome che sul chiappiel di Bersalì. Che simpatica, ma ti facevi così spiritosa. Ma sa sì conoscendi quanto levi in all'asilo. Ma come assingrai te? E anche un po' madurs, Non sta faltimi, te. Viace il tuo cura la Geltrude. Tirilo fuori dal tuo petto peloso. Piano. E non vorrei voi che dopo avessi di farmi un troppiano, Dice alla Geltrude, se che tu senti sta il tuo cuore, se che tu senti sta il tuo chiaro, se che tu senti sta il tuo cuore. Un banduccello. C'è robe? Un banduccello. Ma ti sa meglio chiste la maniera di fare una dichiarazione? Non ti sa meglio di cori un enigmasse? Chiale Geltrude, io ho un par di cai sul dedon dal pit e dimmi tu se arriveresti a cori. Magari una volta quando eri in Bersalì. Ma tu non provi tu nuie quando tu mi chiami? Non senti tu suonare la schiampane? Ma se non sono i banduccelli, non puoi Ascoltimi, te. Non stai tirare tanto alla slunghe. Se tu sta tu sì o no, scrivimi che lettere chi? Chiale Geltrude, che io non mi visi di troppo che non scrivo una lettera. Le ultime le scritte per Santa Lucia, passo un po' tu. Ma allora c'entra il banducel? Ma dice il banducel tabai tu? Ah, di che il dalla scampanes. Io sto in lantator per la schiasa dal paese, direi sui bez, proprio perché... Oh, madonna, ma allora devi sbagliare. Ma per sbagliare roba. Ma hai sbagliato il Versailles? Ma qua anche tu sei rivale, eri qualcun altro che prima? No, l'era dome Pieri. Pieri? Chiale che chi? A Iecchi a so. E non è un caso che lui ha sede qui. Comunque, hai già capito che i bez per il banduccelli non chiapparai. Mandi Geltrude, io faccio un altro giro. E in quanto al Versailles, c'è di che attacca il Lius. Io però continuo a non capinuie. Arriviò di sì. Ma io non capisco nulla. Eppure, a 5 avevi di sei chi e sei arrivato puntuale.
chi ha chiati nome Tite, cussò Banducel, ma mi sa me che lui non sa di proprio tenuie. In chiase, alle nome Pieri, carrozze come un trattore. Calme, Gertrude, io non sto ronfando, ma più che altro sarà il rumore dei miei pensieri scansante fuori dal mio cervello come l'Etna, io in Sicilia e Calabria che sbatte che che ti trai? C'è che sei spirata? È stato la tagnazza o funerale? O sei tu già pronta per la processione dal nostro patrono protettore? Calsinti, Pieri, calviargi bene la sorelles. Lui al sa e noi a proposito di qualche dunque mi ha scritto che lettera chi? Ma sotto che so vedi io che sono inclaudato che ste chiedere tutte sandie, E pur la lettera a tabà è clar, io a 5 avevi di fammi ti attacchi a ti so. Io, santo, non vorresti di ma tu sei una femmina così di inglese, così brava, così onesta, io non mi sento, insomma... No, calsinti, che la finisci con tutte che speravo le slie e che mi dici c'è calzà. Non è facile. È un segreto. Ma c'è bisognerebbe si fa per sapere chi sto segreto? Beh, ma stare su un massaggio. Dulà, Pieri? E la cadisio? Ma calsinti, Pieri, io hai massaggi anche il bottone dalla panse. Basta che lui mi dici tutta la verità. In parole? In paraule. Insomma, ecco, che l'ha scritta, queste lettere l'ha fatte proprio in queste stanze, proprio qui, ecco. Ma allora lui non sa qui calè? Sì. Io sono ancora un bielon. Bien, a tu presente sbris di Brutiful, la compagna. Proprio, calvadi in devan, che io mi sento picciato tutta la pelle. Ma perché mi sei ecciato un varostri? Ma io no, E allora in noi? io no. E allora il sicuro è fu di Sant'Antonio? Ma no, Pieri, hai l'estrema unzione. No, hai l'emulsione. No, hai l'emozione, Pieri. Bisogna che mi calmi, perché non sai neanche c'è cadis. Però lui, a Cin, Alvarez Vundi, sai chi? Sarà un po' irritato, ma io sono sicuro che non dobbiamo andare di conoscerti, santo? Si sarà fermato in banca a controllare i suoi milioni. Ma perché? Sarà anche un sciorone. Di ploi. Ma lui non dà tanta importanza in me, santo? Alle sole di i mesi non parti la felicità. Ma io dico sopportarmi ora l'infelicità. Ma le giusta. Però le sante, dopo c'è om. Santo c'è caldi, santi. I mesi non parti la felicità. Ma non si può essere contento, c'è bene. Ma le giusta. Oh, però le sante, c'è om. È anche un gran filosofo, io non violare di conoscerlo. Ma le dieci chi a momento, All'arrivare, mi raccomandi, io non ti hai dite noi, No, tutti i planti, le comoli, da ora tu stai a sentire, vabbè, lì, ma io non ti hai dite noi, Adesso? Vabbè. Sono arrivato. Sono passate la Savino noi, vino novità. C'è che sai io? A lei che la lettera che tu hai scritto, e tu l'hai fatta qui, la che tu hai scritto che era una femmina biele, rispettosa, voluttuosa, ma c'è che frase scritta, le sono scritte, tutta la lettera che ha ricevuto. È vera, Geremia? Sicuro che lo sai scritto io? Dicelo più forte che vuoi essere un poco sordo. Sicuro che hai scritto io la lettera? E che tu provavi a sparire un amore senza limiti e che tu sei l'uomo misterioso. E che sta le verse? Allora Geremia è di fatto un annuncio. La femmina della tua vita e dei tuoi sogni che presenta in chiaro West. Piede West. Girati che bandera. Ma saresti che non sto capendo. Girati. Ehi! Sapete di che sbandeschi? C'è caffè? Ma dovresti sei tu a dirmi c'è caffè schi?
Sentimi bene, oh misterioso, stava in si clar. A me mi pare che declarano le noie, mi pare che alle scurde fa pure. E tu lo vedrai tu subito, quando ti varrai da due scuffiottoni stai voi, che ti si sgonferanno come due melons. Anzi, poi che scurti farai io di anche la stelle comprendute la stelle commette. Stava in si clar, se tu sta tu sì o no a scrivita che lettere chi che soi biele, che soi avvenente, che soi provocante. Ah, della verità che ultime parole lì non era scritta in tale lettera. E dopo alle sta lui che mi dettava e io te ne scrivo. Ma allora che chi ne congiura? Ah, io sta pote, io aggiuri che alle sta lui a pensare, io gli ho dato le mani. Ma perché? Ma c'è un saffa di malio per mettermi che il trattamento a chi? Illudi le pure fantate che sul primo momento pensava di vecchiato il principe azzurro. Oh, fantate, su Gertrude, ormai dovresti diventare la piena un po' dura anche tu. E invece non è vero, a mi sono mettute 1 chilo di creme, ungimi e scaldami. Ma chiare tu c'è maniere di fare. E come io ce mi metti a fare, c'è facile. E dopo un'altra creme, Ma quale creme, quale creme? E quale? Che si chiama? Torna come prima che stavi meglio. Però non è giusto, non è giusto. Perché tutti hanno qualche dun che fa compagnie, per camminare insieme, per mangiare insieme, Parlate tagliati insieme. per la taglietta insieme. Ma se mi fa tutti in piedi! E perché, scusa, ciao di Milano. Perché che oggi sono svoia, mangi la materia prima, ecco perché. Io non sarò di prime, ma di seconde sì, sacramento. Lo capisci? Ma dice a tu, Geremia, c'è mozzoio io. Ah, beh, tan vecchio no. Ecco. E non è neanche tan stupido, neanche tanto rimbambito, giusto un po'. Non tanto. E dopo comunque noi per parte avremo bisogno di una palle schiutte, no? Di una sflammata, di un incendio boschivo. Ciò che ho bisogno io, alle nome che qualcuno si sente che toglie di me e mi tegni la mano, ecco. Magari per un massaggio, Pieri. Tu là, Gertrude? La catus tu, Pieri. Ci pensi tu, Gertrude? Sei ben capito, Pieri. Non t'ho scapito. Geremia, sposa un momento, da resto là di là. Un momento. E hai capito? È la privacy. La privacy. A volte sta di questo. Ma Pieri, per da buona avresti intenzioni serie? Bisogna che tu pensi, sa tu? Bisogna che tu pensi. Pensate, Gertrude, io funzioni anche, ma perdono, sa tu, i miei mormoni, sa che davanti da come un treno a vapore. Anche io, Pieri, mi sento come inchiostre, mi sento tu inzirli. Pensa, magari potresti avere anche qualche frutto. Mi fa così piacere sentirmi chiamare mamma. Gertrude, io non vorrei sbagliare, ma insomma, magari mamma no, forse Agni, non, insomma, sa tu la menopausa, non tu sei stata mica a fare via dal ginestrologo. Io no, ma a figlio di tu? Ma Dio, tu no, non me ne robute. No, mai, Pieri. Piuttosto morì. E il cuore per me è guai qui camaltocchie. Ma allora tu sei vergine? Come che Dio mi ha fatte. Vergine, pure, caste e illibade. E tu, Pieri, c'è muzzetti. Io sei come San Denel, sei dolce come la mele, sei
come San Romualdo, do pronto, do chialto. Però so anche come San Fermin, è un bel po' che so il Fermin. So come San Gelmini, non so se combini. Anzi, io si scred, mi visi poco che si fa stagliare. Pieri. Sì, sarai come un vaso di mele, Geltrude. Ma sarà tu buon, Pieri. Oh sì, sarei buono come la Nutella, Geltrude. Ma sarà tu delicato, Pieri. Oh, sarai come il coccolino in abuel, Geltrude. Pieri. Sì. Ma sarà tu fedele. Sarai come l'arma dei carabinieri, Geltrude. Ma sarà tu amabile, Pieri. Oh sì, sarai come il Verduccio di Nimis, Geltrude. Ma sarà tu un amante focoso. Oh, come l'erano al Vesuvio insieme, Geltrude. E sarà tu tenar, Pieri. Sì, come il stracchino di Chianfarme. Sarai come il Friulino, Geltrude. Ma sarà tu penetrare nel cuore, Sì, Pieri. sì, come nel supposto di nitroglicerina. Ma Pieri, se ti saranno di no Olimpia e Tofì? Ma io che do gli sto dando aspetta che io partecipo per il mondo dell'eternità. Ma per loro io in un serbo, un scherzo che serviserà per tutta la vita. Germie! Ehi, che succede? Da che la musica! Come ti fa sia di io con i calepieri? No, non mi ricavate nessuna pastiglia per cura. E manco le Viagra, Ieri all'impressione, come un canone, volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù, con caiola Geltrude, dare sole morduta. Il becura, il babenon, è come un canone al fas bim bum bum. Lascia stare bagliata. Permesso, soi chi? Ma facendo? Per l'elemosine. Di quale elemosine, come? Pari Rus. Ciao! Il nostro Pelevana l'ha fatto arrivare Frus dalla Russia, che di quel posto là, dove che è scoppiata la bomba atomica in tala centrale dall'alto. E siccome loro sono usati a mangiare come cose, per non fare indigestione, dice che mangiano, no, ha ordinato 5-6 quintali di cose. Cioè tutto per adesso smoi di che daresti di mangiare come cose? No, a misdì è polente e cose. A mirinda è frullato di cose. A cena è pan e cose. Aspetta, vabbè, ta colazione? Latte e cose. Se vuoi a domandare. Sapeso, agli donne perché conservi le loro abitudini. Io credo che i frusli prosegano non torni tanto comune. Qua che torno a Raghi Rossi, può essere avrà detto un chiavone così. Per me? E poi di mangiare cose. C'è cagata che tu Sì, scusate, la battuta era così. No, 100 euro stai do io. Grazie, om religioso. Grazie, om virtuoso. Grazie.
volte, se ne va a finire che diventa un senso serio, va là. Ma c'è sorprese, Pieri. E io che ti consideravi un pedogloss. Bravo, 100 volte sbravo, 1000 volte sbravo. E invece siete brafune madonne di nuie. Ale chi? A farsi mantigni di mattina e di sera. Ah, minestre di riso, mortadella, l'acqua azosa. E il panolos? No, Nina, io dico panolos, proprio io consumo nessuno. Che tu mi regali tu, io do a Geremia che sa ben ce fa. Fatto bisogno del panolone, No, io no. Che mi da piedi, io parto 2 portati in ricovero, che non mai a bomba. Bravo. Ma c'è sorprese, Geremie. Ma non ti conoscevi così? A se proprio te dos braves persones. Brave persone su un cavolo. E io a pai. E no a Pain. Oh, Dadam, come è ora di finire, Come è ora di finire, è ora che tu pari al va di tal ricovero. Ecco, proprio te là che Geremia al parte il panolone. Sì, Dai. tu forse, tu ti smentesci, che chi è? Si impicchia da sopra, però. Tu forse tu ti dismenteis che non paghi la fit 50 euro al mese. ecco che potresti proprio te la fare una crociera alle Maldive. E io, Pieri, ti farai compagnia. Bravo, ben fatto. Beh, non. Beh, non un corno, tu c'ha per la scostiate, la scoccia, si russa e va via, continua in entrare, per non viene famese. Adamo, tira fuori il numero del ricovero. Muoviti. Aspetta, prima di tirare fuori il numero del ricovero, tirami fuori il numero della banca. Quale banca? Quale banca? Ma perché il paese che è di fronte alla bottega? Perché steso diventa matto, tirai fuori che dal manicomio. Già, ti faccio di io che calerà a finire al manicomio. Grazie. Allora, 0432. Pronto? E se la banca? Ecco, io so i piedi, sì. Se per caso parli un ragionier. Se molto mi dice che sono tutti un ragionier in banca. E sarà qualche duca comanda i ragionier, no? Ecco, bravo, che mi passa il direttore. Pronto? Direttore, a so i piedi, il parone della bottega che è proprio di fronte alla Western Bank. Sì, che il piedi lì. Calciti. E già lì qualche duca può portarmi su 12 meli presso al portador. Cioè, ma non è facile. Se si clama il biglietto al portador, vuol dire che le qualche duca io parte e che poi venire si partasse. Va bene, sì, che mi mandi la ragioniere. Basta che ragioni o si sbagli. Sì, direttore, io te ne parto dopo che non stai di rapport. Va bene, sì, mandi. Ecco Vai, fatto. si può dare se sapete storica, Presta al portador. C'è solo chi lì? È un contenitore di sparain, spartagliando il salvadannaio e per furlare una musina. C'è contente che soy. Alle propite in gamba, Pieri. Is vero, Geremia? E io ti dirai che Pieri sta per fare su una grande sorpresa. Ecco. Guarda Pieri, sei tutti contenti. Sentai lì, what is doing? Sì, proprio te what is doing. Adam, mia Maffi e tu, Olimpia. Vedo mai se tu tabbaiato dalla solitudine. La solitudine è una bestia che ti aggredisce quando tu sei di peso. Quando non ti snuia ce fa. Quando al di là dalla pareti di chi ste stanze, il mondo al cuore. E tu? E tutto se sei claudati. Alle quanche la impetos d'ogni a ti sopporta fadie e ti considera come un mobile di che di chiesa, un mobile di che vecchio, tutti carolesi, di portare sulla soffitta e tal chiesa. Non ti va mio, di buttare in bestiarie. Alle quanche tu senti che stanno aspettando che tu partissi. Per il non passare dai noi, dalle quanche ti parti la mortadelle, la gazzose e la minestra di riso, duccio i dis. La solitudine e quanto c'eri di mandati in ogni maniera in tal ricovero. C'è che la tua presenza pesa massa.
E non può di fa, dolce cavaresi in voi di fa. Perché che tu sei sto. La solitudine, ma ne quanto pensi che ti ha poi dato cuore, al bar compagni di tutti gli altri, sai? Ma sei di dove? Un pecciatato, prendi polvere e di te le dirai. Nella giornata la passi in tutte le compagne, anzi, piccacori, non sa mai che sei d'inferno e non passi mai. Tu aspetti che venga ora di gustare e dopo tu aspetti che venga ora di cena e dopo tagliare tu conti tutte le ore della giornata. Sapi che la giornata che venirà non sarà compagna che di voi, compagna di tutti che maledesti dis che tu passi di me solo. Sicuro, tu hai tutto il tempo che tu svoi di pensare. Non sa c'è che tu hai fatto la tua vita e no, c'è che tu fai raspa, c'è che tu sai benissimo che non tu fai raspa in noi. Allora tu pensi, sa troppe volte che il cuore ha battuto le emozioni, per i sentimenti. E come tu ti ridi sconto, è battuto me per abitudine. Finché che si fermerà, e c'è che finire la benzina. E allora tu, dentro di te, tu hai un grandissimo bisogno di avere qualche dunque che ci interessi a te, che ti domandi diciamo che tu stai, che ti dice oh ecco, che magari vai con te, ti fai una battuta, ma non per fare le ridate insieme, ok? O che ti fai un massaggio di qualche banda. Ma non mi fa sentire che tu sei ti muovi. E qualche non ti chiama sempre con tuo mosticco e con doi voi ti chiama rabbioso, ecco. ti fai un massaggio. Con la smesmas d'oro. Magari con la crema ungimi e scaldo. Che... Oh, tu Santarellina e io, la smas di Pieri. Come capisci il parcè dei 12 flacons di intima di Carinzia? E dal tanga cuspari. Dal profumazione tutta. E dal regipet perla. Tu Santarellina dalla parrocchia, chiave che Pieri, là non mi bisogna di mangiare bene. Minestre di riso, mortadella, la gasosa. Buon, sta qui, comodo, in chiesa so. E te che vuoi se adesso si libera un posto in ricovero, no? Sì, beh, qualcuno che faccia compagnie. Ah, Dio, se aspettavo i vuoti, se non avessi Geremia e Gertrude stare espresso. Porca miseria. Guisal. Cavegli Ma sono la ragioniere della banca? Prego. Hai chi libresca aveis domandato? Ma che mi fai io? Pronto? Oddio, tre solo? Sono 20 libres, 2 plens. Ogni libretta al può contenere al massimo 50 milioni dalla Svetias lires. Se sono 20 libres, per 50 milioni. Alle 1 miliardo, Sì. 500.000 euro. E dopo signorina. Sì. Sono interessi. Allora, Vabbè, veramente il signor che io so io. Non è vero, signorina, che sono tutti in testa sabiti. In verità, si chiama in libres al portador, no? Allora? Perché che i BS vengono in consegnato a cui che io porto in banca per ritirare la somme domandate.
Come signorine di cui sono, non sono di ciumei. Sì, sono proprio di due soldi, sì, è vero. Sì, comunque, insomma, sì, se io non conventi più, torneresti in banca e torni a partire in Daur. No, signorine, per il momento no. bene, Aspetti va bene. bene. Ma Dio, ma io c'è biele ragioniere che mi manda davanti. Sa che è proprio una biele fritula. Una frittura? Sì. Ma io di offendimi o io di sentirmi lusingate? Ma c'è dice, a lei un complimento, dos bieles manutes, dos gambes lunghe, son fatta regoladate. Che mi scusi, ma ecco, è signorina o è sposate? Signorina, prego. Allora in attesa del coronamento d'amore, io insomma io avrei un amico che si chiama Geremia, e che se io mi svoia così potrei fare il bisette. Non gli di fa. Sto pensando alla mia, sì. Ma no, tu che spendi Dio sprecato. Senti, io ai regali che sme a me un biel grandi che libreschi. E così potrei vivere con te se mi come del Columbus, no? Mi dispiace deludilo, ma mi sto instradando verso la clausura, sì. Hai voglia di diventare una maribadessa. Ma Dio, cioè, si darà da bene da fare Geremia, a farle diventare mare. Se lei ci mo in grado, forse per aula, ma per resto. Però sì, non mica capisce che c'è la platessa. Ma c'è platesse? Badesse, non mi verrà mica confondere con un pesce, no? Signorina, ne pensa come io l'avresti peschiata volentieri, anche senza licenze. Non metti il via. Scusi, però capisci bene, se fai un incrocio fra una biele platesse e un scorfano, magari salta fuori di buono, no? Il signor mi clama. Tu non stare qui, ti metti su la cornetta e dici che l'hai occupata. Calsinti, signor Pieri, avendo di tornare ai suoi bei, allora, come? Sì, torni a partire in banca. No, che aspetta, per come io te chiedo. Grazie ti do, però che tegli bene a me, la mia proposta, si raccomando, un biel di beggiore. Va bene, buone giornate a tutti, allora. Geremia, c'è rutti, ma però per come No, che mi scusi, signor Pieri. Sì, prego, che torni pure. Ma chi so amico? Sì. Sì, insomma, lei dai boys de poesi, sì, hai la vonde scior. Che non stai a preoccuparsi, che pensa ben Pieri a farlo diventare scior. Hai già detto? Ma manco, hai solo un piel fantazzi. Oddio, proprio te fantastico. Non lei, se cassetti, signorina. Geremia le calchi, bello qua. Andrea. Che lei... Che Oh, signore. No. Hai deciso? Mi fai sbuiglia io? Attivare il dito di nostra mano. Dai, Ehi, si può dare se sapete dove la venendo e chi sbè. di che terreno la che hai venduto in San del paese? Ma Pieri, allora, queste crociate alla Maldives, la fasino sì o no? Sicuro che la fa sì, ma è una crociera, Gertrude, una crociera. Allora io a voi di corsa preparo la svalise, una per me e una per Adam. Dalla me, mi raccomando, mettimi le scarpe che di festa, il vestito buon, perché esatto, alle il gran bal, la cena col comandante, il brindisi di mezzanotte, dopo tu mi metti il costume e la crema solare, protezione 20, anzi, no, ne sono sicuro, 40, protezione 40. Allora io metterai la 60, poi si andai la pelle del cane e noi voi che mi vegli la sgriste. Ma io ti comprare un vestito di sera e magari un tanga. No. Olimpia, parce fa, scusa.
crociera alle Maldive. Olimpia, vecchio sì, ma non stupido, Sicuro che non fa la crociera, ma partissi io, Gertrude e il mio amico Geremia. Guarda, se non potessi venire che avessi qui a aspettare che si liberi un posto in ricovero, E intanto aspettai, se io partissi perché l'altro mondo, ma no che credessi voi io partissi di che altre bande del pianeta, a voi, ai tropici del Ciancero, senza pronsa, bisbè. Ah, prontissimo. Prontissimo. Arrivederci Olimpia, noi tre ce ne andiamo, noi andiamo alle Maldive con tutte le preti al portatore, la Gertrude del Piero a far l'amore, Geremia no, arrivederci adamo, noi tre ce ne andiamo, noi corriamo verso un'altra vita, una vita ancora più bella, senza la casola e la mortadella per l'eternità. Pino!
Pronti? Sì, ci siamo. Buonasera a tutti, ma fa vedere che bello. Nonostante i mesi che abbiamo passato, arrivi intimo. Bravi. Allora, ringraziamo comunque, ringraziamenti doverosi all'amministrazione comunale che nos ospite e che organizza questa rassegna comunale, a Fabrizio che nos prepara tutti i permessi, alla squadra d'incendio che sempre qui presente. E non posso ringraziare tutti che in qualche modo hanno aiutato a partecipare a questo lavoro, che anzi non si aiutano. E sono già qui sul palco, la destra sentendo Lucia e Clementina. E lo stanno un po' cantando che si deve percorrere anche lui, che lo giudici con i vestiti. Bravo, senti che mi pare, non ci viene parere. Dopo, quindi ringraziare tutte la squadra che lo smonta su qui, la sede, ma se che non venga, anche le squadre conquistanti. E ringraziamo Mirko, ringraziamo Claudio, e ringraziamo Amica. Loro naturalmente non si faccio più mai sul palco. Ecco. Dopo, quindi ringraziamo Flavia Giorgini, a chi insegna sicuro, che non sta curare la scenografia, quindi ringrazio la Silvia Serafini, il lavoro, la temperatura, Sara Pistrino che lo sta anche presentando all'inizio. Ecco. E dopo quindi ringrazio anche Kisho Rus che lo sta aiutando per la luz e per l'audio, che ha fatto un lavoro bellissimo. Lo stanno rotti Andrea Moro, che è anche il presidente del Circo, che è il pigliore però bisogna dire che aveva ragione lui. Mi pare che aveva detto bene. E bisogna anche ringraziare un new ingresso, Alain Sergio, che non lo conosciamo, Sergio Claudio Antonio. Ecco, naturalmente quindi chi sta in Novendino, alla qui al Pins, e allora hanno reclamato Arturo che aveva su. Mi viene cosa su, così non ha sistemato su. Ecco, allora, il lavoro venirà replicato domani dopo venerdì a 5 dopo venerdì verrà replicato, e un'altra replica, che mi permette di dirlo, venirà il sabato 4 giugno a Sclonic, in Corte Passone, dove venire fatte per beneficenze per la via di Natale di Aviano, che lo facciamo già di Toby Sainz, se non sbaglio. Ecco. E per ultimo bisogna permettete di dare un buon applauso ai miei amici e a tutti che si sono impegnati per il mio partito. È stato un bellissimo percorso, un bellissimo gruppo affiatato, bisogna dire che sono stati bravissimi. Una parola in poi per Stefano, che si è divertito a tradurre anche il testo. E lo dice anche qui in pubblico a Raffaella, con luce che ha sopportato durante la prove. Ma che non si può dire, non sarei in roba. Un'ultima roba, mi dispiace che lo signor non l'ha potuto sei chi l'autore, doveva invitare, purtroppo aveva altri impegni sul nome, tra l'altro le mie di lui, no? E quindi mi dispiace, ma lo sa dato e non sa scritto e sto in bocca al lupo. Ma probabilmente prima o dopo avvierà. Ecco. L'ultimo. No, a nome della compagnia, a ti ringrazio te per tutto che stai facendo. Questo riguardi il prossimo disegno della rassegna continua con Winners Prossimi e saranno
il gruppo di Santa Maria che sarà qui su questo palco. Grazie e buonasera a tutti. Sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto lo avrò fatto, vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni. Molti che conosco saranno morti, sepolti sotto metri di irriconoscenza. Me ne starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficienza chi mi regalò qualche rima baciata, chi mi ha fatto stare bene una serata, chi mi ha raccontato qualche bella storia, anche se non era vera. Quando sarò vecchio di quelli che nessuno vuole avere intorno, perché ha visto tutto e ha fatto tutto e non sopporta quelli che ora è il loro turno. Mi rispetteranno come si rispetta il tempo che separa lo studio dall'esame. Spero di essere sazio dei miei giorni, eviterà il mio sguardo chi c'ha ancora fame. Nella notte ascolterò disteso la goccia inesorabile di un lavandino che scandisce il tempo come un assassino, come un assassino. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora: con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina, ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte: con me voi non l'avrete vinta mai. Quando sarò vecchio, di sbagli inevitabili ne avrò fatti 200. E per quelli che io ho fatto apposta non starò certo lì a offrir risarcimento. Se non sarò in grado quando è ora, mi va di farlo adesso che sono cosciente